Buongiorno a tutti ragazzi, ancora una storia di complottismo, stavolta sempre se non è l'America è la Russia. Secondo alcuni fonti ben organizzate, diciamo, in Russia, il primo contatto con gli alieni è avvenuto, ragazzi, nel 1942. Quindi, in base al trattato del 23-4, questi incontri sarebbero avvenuti in un luogo segreto. Quindi, in effetti, la Russia a quell'epoca aveva fatto una riunione segreta con queste persone, diciamo, anche se prima ancora di avere dei rapporti diretti aveva abbattuto già due, diciamo, oggetti non identificati. Quindi già all'epoca, diciamo, c'erano due oggetti non identificati che sono stati abbattuti dall'Unione Sovietica e poi dopo c'è stato un contatto con queste persone. Quindi in effetti il KGB aveva anche il compito di garantire che l'intelligence doveva essere coinvolti nei lavori della pertinenza degli UFO, quindi in tutte le fasi, anche quelle dove avvenivano i famosi crash, cioè dove venivano abbattuti, diciamo, questi oggetti non identificati. Quindi, perlomeno, ragazzi, da come sta la situazione, è vero che questi esseri delle stelle, come li vogliamo chiamare, saranno pure molto più evoluti di noi, però anche la nostra, diciamo, forza aerea li riesce ad abbattere, non è che sono invincibili, quindi questi UFI che sono stati abbattuti facendo volare dei, diciamo, MiG-25 hanno cercato di comunicare con questi, diciamo, oggetti, diciamo, di origine sconosciuta, ma siccome non c'è stata nessuna risposta da parte di questi esseri, diciamo, sono stati abbattuti. Sono stati rinvenuti corpi, diciamo, dei alieni e dicono che sono verdi, altezza 1,20 m con una pelle grigia. E dicono che sotto la loro pelle ci sta un colore blu-verde, quindi più o meno un rettile, più o meno come dicono loro. Come dicono loro, forse si trattava di alieni grigi rettiliani, simili, diciamo, alle mummie che sono state trovate di recente in Perù, vicino a Cusco e Nazca. Quindi più o meno quella forma lì. Se sapete, le mummie che sono state trovate, sa, con la testa allungata, che abbiamo parlato in altri video, più o meno avevano lo stesso, diciamo, aspetto. In effetti, guardate, questa foto che io ho messo, in effetti è più o meno uguale a quella che faccio vedere dopo nel video che ho preso, che non è mio, lo ripeto, lo metto in descrizione nei commenti e quindi guardate, è più o meno è la stessa, sono i grigi in effetti. Questo è un video girato all'epoca, quindi in bianco e nero, ragazzi, quindi si parla del 1942, dove i sovietici accompagnano questi esseri verso, non lo so, ragazzi, poi non si capisce, però ci sta una ripresa amatoriale che fa vedere che vengono deportati questi diciamo UFO, diciamo alieni, come li vogliamo chiamare, quindi tutto sempre naturalmente top secret del KGB che secondo alcune fonti sarebbe ancora attivo tutt'oggi, quindi non sarebbe mai stato smantellato e quindi questo diciamo filmato che io poi metterò nei commenti, ragazzi, è in bianco e nero e quindi è dell'epoca, quindi diciamo che sono davvero come questa immagine che io ho caricato, quindi i grigi, i famosi grigi come li chiamano, quindi non avevano capelli, avevano grandi occhi neri coperti da una specie di pellicola di protezione e dita e braccia erano lunghe e sottili, con tre diti, diciamo con tre dita per arto. Quindi gli alieni poi sono stati conservati in contenitori di vetro e l'UFO sarebbe stato portato al cosmodromo di Kapustin Yar, sì, cosmodromo di
Kapustin Yar, sì, questo è russo, ragazzi, quindi un po' di complicanza nel tradurre. Quindi questa informazione, ragazzi, è riportata da 3 informatori russi, anzi ricercatori sempre a questo, quindi Anthony Antalov, Lenura Zizova e Alexander Mosolov, che sono convinti di questa esistenza del Top Secret. Non so come hanno avuto questo filmato, non lo so sinceramente, però ce l'hanno, quindi dopo nei commenti lascio questo filmato e in bianco e nero, lo ripeto, l'ho visto pure io, è un po' come ce le siamo sempre immaginati, ragazzi, quindi non so se questo filmato sia davvero originale, ragazzi, però secondo l'ho fatto pure vedere a un altro, ha detto che non è stato ritoccato, quindi è vecchio pure, dice. Secondo lui, questo amico mio fa video, quindi fa tutte videomaker, tutte queste cose qui, e dice che è originale, però dice lui non possiamo mai avere la certezza del 100%, però vediamolo, guardiamolo, quindi ve lo metto in link sotto ai commenti, dategli un'occhiata e vedete come sono fatti sti alieni. Quindi in effetti già nel 1942 diciamo, una parte del KGB avrebbe recuperato alieni e anche dischi volanti, quindi in effetti già nel 42 ci stavano sti esserini di 1,20 m come dicono loro. Quindi ragazzi vi auguro buona giornata e sotto diciamo, i commenti lascio il link del video, poi lasciate un commento e dite la vostra, se è vero, se è falso, se secondo voi è un video attendibile, non attendibile, io non lo so. Ripeto, l'ho fatto analizzare, dicono che è originale, poi ragazzi non lo so. Possono fare tutto oggi come oggi con i computer, però secondo lui non è, diciamo, marchigiato, sa, non ha trovato anomalie su sto video, quindi dice che è originale, però guardatelo e poi dite la vostra. Buona giornata a tutti e a dopo ragazzi.